Duplice iniziativa oggi nell'Agrigentino da parte di Legambiente contro le trivellazioni in mare. Sì, è un'iniziativa inserita all'interno del programma di Goletta Verde in Sicilia. La nostra imbarcazione arriva da molto lontano, proprio per dire no alle trivellazioni petrolifere. Quest'anno in particolare abbiamo scelto di partire dalla Croazia, visto l'incremento delle istanze di permessi di ricerca da parte delle compagnie petrolifere che stanno avvenendo non solo nel canale di Sicilia, sullo Ionio, ma anche in tutto l'Adriatico, quindi sia l'Adriatico italiano che l'Adriatico estero. E quindi l'intento è stato proprio quello di creare e di portare avanti un grande movimento italiano e internazionale, perché la situazione è piuttosto grave e ci siamo resi conto che non può essere più affrontata territorio per territorio, ma deve essere una battaglia che abbia il suo epicentro in tutto il Mediterraneo. Perché Palma di Montechiaro dice no alle trivellazioni? Perché Palma del Montechiaro, come tutti i cittadini siciliani, anche se non fosse una località posizionata sulla costa con 16 km di coste, dovrebbe essere interessata a difendere questo museo, questo parco naturale che è il Mediterraneo. Il Mediterraneo, la Sicilia in particolare, è la culla della Magna Grecia ed è la culla di quella che è stata la stratificazione storica che è nascosta lì sotto le nostre acque. Quello è il nostro patrimonio, la nostra ricchezza, quello è il nostro parco ed è quello che dobbiamo difendere. Che senso ha puntare ancora su una risorsa che non abbiamo, piuttosto che puntare sulle risorse che abbiamo? Per la prima volta nella storia, dalla rivoluzione industriale in poi, noi potremmo essere un paese ricco che produce energia e la esporta, piuttosto che invece essere un paese non particolarmente ricco che deve importare le risorse da cui produrre energia. Capite bene che siamo davanti a un paradosso che non farà altro che impoverire l'Italia, mettendola a rischio di incidenti gravissimi come quelli che nella storia abbiamo visto da ultimo nel Golfo del Messico circa 4 anni fa, cioè incidenti che poi vanno ad incidere pesantemente su altri settori dell'economia come la pesca o il turismo. Fabrizio Lacaipa, presidente del Consorzio Turistico della Valle dei Templi, le trivellazioni con la Valle dei Templi e con il turismo che c'entrano. C'entrano poco. Io in questi giorni facevo una riflessione. Una volta vogliono fare il termovalorizzatore, una volta vogliono fare le trivellazioni, una volta vogliono fare il rigassificatore, una volta vogliono fare addirittura la centrale nucleare, mi ricordo, a Palma di Montechiaro, ma è una volta che vogliono fare giardini, infrastrutture, cose belle. Cioè qua ci vengono a portare sempre il peggio del peggio, come se noi fossimo lo sgabuzzino d'Italia, come se noi fossimo il posto dove si può fare tutto.